Noi abbiamo detto questa seconda conferenza, la prima vi ricordate era circa 3-4 mesi fa, perché si sono, come avevamo previsto, avevamo preannunciato, si sono presentati nuovi fatti, argomenti nuovi che ci obbligano a dare comunicazione alla popolazione, alla cittadinanza su appunto il percorso di questa vertenza che noi, sotto l'aspetto politico-amministrativo, abbiamo innescato con l'amministrazione comunale di Portogruaro. Non c'è nulla di personale, non c'è nulla, diremo, di pericoloso e di particolare, perché ognuno svolge il proprio ruolo all'interno di una realtà come la città di Portogruaro, altre città molto civile e, diremo, e molto rispettosa. Io devo fare per primo, ho avuto l'incarico dei miei due colleghi, una piccola premessa. Parliamo oggi del PAT, ma in effetti il PAT, diremo, riguarda anche questo argomento come altri, riguardano, diremo, il centro, la città, la nostra città, Portogruaro. Non è solo il centro di Portogruaro che noi dobbiamo seguire i lavori del centro urbano. Noi siamo, anche se oggi siamo in minoranza, siamo però coinvolti e interessati affinché il territorio, la città di Portogruaro, i cittadini di Portogruaro, tutti abbiano dei benefici, dalle frazioni, che sono molto importanti, al centro e a tutto quello che riguarda, diremo, come si chiama, la vita di questa città che registra circa 25-26 mila abitanti. Sul problema dell'oratorio, che è stato discusso e non abbiamo mai parlato in profondità, devo subito precisare, e qui siamo in perfetta sincronia, che noi non eravamo e non siamo contro la ristrutturazione dell'oratorio Pio X. Tutti, era evidente che quel manufatto, quell'immobile andava rivisto, ripristinato e reso agibile. Noi siamo invece, e poi lo parleremo, lo discuteremo quando che vi daremo anche altri particolari, noi siamo contrari al sistema e alle modalità seguite, direi con qualche inganno, per poter utilizzare quell'area solo a scopi, diremo, commerciali, solo per interessi di parte. Qualcuno ci ha anche chiesto, e poi vengo al dunque, diremo, qualcuno ci ha chiesto, ma voi per fare questo, diremo, voi tre, per fare questa iniziativa, per fare questa azione, chi vi sopporta? Perché ci sono spese, c'è la necessità di essere preparati, c'è la possibilità, diremo, di un impegno non indifferente. Devo subito precisare che per quanto riguarda, diremo, queste domande che potrete poi anche ormai ripetere, noi in questo momento siamo sostenuti, oltre che dalla volontà, dalla passione che ci ha spinto a essere consiglieri comunali e alla vita di Portogruaro, siamo sostenuti da un gruppo di imprenditori che non condividono portoghesi e anche in periferia, i quali, diremo, non condividono il metodo e il sistema adottato dall'amministrazione comunale di Portogruaro e compagnia Briscola, se così possiamo dire Briscola, su questo argomento. Abbiamo poi il sostegno determinante di molte persone che frequentano con cattolici, che frequentano la Chiesa, frequentano, diremo, come si chiama, la parte cosiddetta vicino al parroco o ai parroci, va bene, che addirittura ci sostengono anche sotto l'aspetto economico, ci danno anche un aiuto, diremo, economico, e quindi anche se non appaiono, non l'abbiamo mai dichiarato e non si sa chi sia, la gente è venuta spontanea a dirci proseguite che noi vi diamo una mano. Questo è molto importante. Voi sapete che tra l'altro c'è una politica in questo momento da parte della maggioranza di fare dei interventi dove conviene loro, dove domani potrebbero avere i voti, prendere i voti, non dove interessa ai cittadini, perché voi troverete poi dei documenti anche successivamente, diremo, che determinati lavori importanti si svolgono in certi punti dove appunto c'è la possibilità, c'è la prospettiva di ricavare voti, di ricavare consensi, se così si può dire, mentre viene un po' tenuto in parte o in disparte o
spostata, diremo come si chiama, nel tempo, spostati nel tempo altri interventi che sono effettivamente anche questi diremo necessari. Non vi voglio parlare della viabilità e di altre cose, parliamo in generale, questo è il punto più importante. Noi siamo senza alcun interesse personale, però proiettati, come dicevo prima, a ottenere un risultato e un riconoscimento. È molto importante che voi dopo quando scriverete o vi aggiornerete o vi documenterete, che si sappia che noi, e lo sottolineo, non siamo mai stati contrari alla ristrutturazione, all'evidente necessità di ristrutturare quel fabbricato, quell'immobile che era nel tempo poi andato male. Perché dicevo prima abbiamo fatto questo ricorso? Primo, poi vi abbiamo preparato un po' di righe, qualcosa. Primo, perché nella seduta aperta del Consiglio Comunale in cui è stato adottato il PAC, ed è lì che la scintilla è partita, non poteva essere adottata nessuna delibera come disposto dall'articolo 61 del regolamento del Consiglio. Ci sarà qualche passaggio tecnico, ma voi sapete che è necessario. Questa seduta non doveva essere convocata come aperta, ma così ha voluto il Presidente del Consiglio Comunale, provocando un grave errore procedurale e la limitazione dei nostri diritti di consiglieri. Abbiamo cercato di rimediare a questa situazione, voi lo sapete perché ve l'abbiamo dato, con un esposto al prefetto e ad altre autorità del 28/1/2013, ma il sindaco il giorno 26 febbraio scorso ha risposto che tutto era in regola e che quindi oggi siamo costretti a proporre ricorso al TAR in quanto una delibera così assunta rende illegittima tutta l'adozione del PAC. Ripeto, rende illegittima tutta l'adozione del PAC. Secondo, perché il PAC contiene previsioni che stravolgono completamente le destinazioni d'uso dell'oratorio Pio X. Il piano regolatore attuale dice che dovevano andarci solo i servizi religiosi e ricreativi, mentre il PAC prevede la radicale trasformazione delle aree sia dal punto di vista degli usi che dal punto di vista del sistema insediativo. Allora, l'attuale amministrazione non vuole più solo oratorio, ma vuole le residenze, i negozi, gli uffici, come ha promesso alla parrocchia con l'accordo illegittimo del 2009 e come noi abbiamo denunciato con ricorso al TAR contro il piano urbanistico dell'agosto scorso. Questo PAC, insomma, rende evidente il disegno del 2009. Regalare alla parrocchia migliaia di metri cubi in più, cambiare le destinazioni, fare dell'area Pio X un nuovo polo urbano con molte funzioni pesanti, relegando l'oratorio vero dell'oratorio in un angolo ed emarginando le strutture sportive per i giovani. Questo è grave, molto grave. Terzo, ci aspettiamo dal TAR l'annullamento di tutti gli atti impugnati e la dichiarazione che nell'area oratorio Pio X si possono fare solo servizi religiosi e sociali. Non occorrerebbe aspettare la sentenza del TAR, però se l'amministrazione volesse rimediare ai propri errori e cambiare rotta, ma l'arroganza e l'aggressività gratuita che ha dimostrato dopo il primo ricorso non ci fanno sperare nulla di buono, ed è per questo che noi oggi desideriamo incontrare voi, la stampa, affinché possiate dare queste notizie, queste conferme, questa tranquillità, se possibile, alla popolazione su questi argomenti che vi ho appena esposto. Dal documento che noi abbiamo presentato e naturalmente che verrà poi, come vi avevo detto prima, esaminato dai 13 giudici che compongono il TAR, verranno fuori altre irregolarità come quella che, tanto per dire, è scritto nel documento, che a un primo documento dove la parrocchia si impegnava di realizzare una certa quantità di metri cubi
circa 4.000-5.000 metri cubi per la parrocchia, invece poi ha fatto, documento che è stato registrato dal notaio, e successivamente, spinta dal desiderio di realizzare 225 parcheggi, grattacieli, tutto, andate a vedere il progetto che il comune vi può mettere a disposizione, va bene? Ha modificato coinvolgendo all'interno del progetto aree che non sono della parrocchia e neanche del comune, che sono addirittura del demanio dello Stato o anche di privati. Nella vertenza che noi sosteniamo siamo sostenuti, vi ho detto prima, da alcuni privati con particolare diremo, impegno da parte di una famiglia di vicina che l'intende, cerca, non vorrebbe domani essere mangiata, e portare la metratura a favore del privato a quasi 15.000 euro, 15.000 diremo metri cubi, una cosa sproporzionata, ma non tanto per realizzare forse le cose, ma per poi vendere o rivendere diremo questo spazio. È per questo che noi non abbiamo inteso di non fermarci e vogliamo sia nella sede oggi di descrizione, di dimostrazione dei fatti, sia domani in Consiglio Comunale che successivamente diremo mettere chiarezza su questo tipo di comportamento. La parrocchia è andata dal notaio e ha detto che gli bastano 3-4 mila metri. Nel contempo, facendo un atto contrario, ha stipulato col comune un contratto di vendita del terreno con sottobasso con 25-26 garage, elevando quel terreno, quel territorio di oltre 2 metri, trasformando completamente quella zona, modificando la viabilità di via Valle e via Camuccina e di via Spalti, perché non si entrerà più dove si entra adesso, si entrerà con forme diverse, facendo trasferendo diremo, e espropriando anche abitazioni di vicine, ma col solo scopo di guadagnare, di utilizzare, di verdenare. Nel programma delle opere pubbliche 2013-2015 sono previsti tra l'altro 4 milioni e 100 di impegno diremo, da parte del comune su questa diremo, iniziativa. Lunedì in Consiglio Comunale se ne discuterà. Sono 4 milioni e 100 che non trovano in questo momento copertura. Anche qui vedremo come si chiama, è un comportamento forzato delle cose per cercare di convincere di altri, perché è contro legge progettare se non c'è la copertura economica. Ma non voglio andare in dettaglio perché altrimenti perderei spazio, porterei via spazio ai miei 2 colleghi. Credetemi, siamo convinti di essere dalla parte del giusto, con obiettività, vedendo con obiettività le cose, sperando che ci sia giustizia anche in questo argomento. Vi ringrazio.